Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati a tutti amici dell'oroscopo, vi auguriamo un'altra splendida giornata accompagnati dalle novità delle nostre stelle. Iniziamo subito. Ariete, giornata brillante non soltanto nella carriera, dove la vostra immagine guadagna punti, ma anche per la vita affettiva si apre uno scenario di piacevoli novità. Saprete intuire le necessità altrui e agire con generosità, dispacci inattesi e positivi anche dalle finanze. Toro, atmosfera di largo respiro per voi, per merito della Luna e Urano alleati, alla grande tutto quanto riguarda i contatti e le iniziative umanitarie, gratifiche appaganti vi attendono. Disinvolta e gioiosa, una tenera amicizia vi distrae poi dalle grane familiari, senza chiedere nulla in cambio. Gemelli, combattuti tra doveri e desideri, inseguite un amore che vi tiene sulla corda. Per evitare delusioni tuffatevi nel lavoro, dall'altra parte vi restituirà entusiasmo. Messaggi teneri di nascosto dal partner ufficiale. Attenzione, senza conseguenze alla fine, solo qualche rimorso di coscienza. Cancro, complici la Luna e Marte appaiati, oggi viaggiate con una marcia in più. Un'azione generosa fatta senza urlarlo al mondo a sorpresa vi verrà riconosciuta. Intuito formidabile, sogni, progetti e ideali li portate avanti con determinazione, anche nuotando controcorrente. Leone, un martedì dinamico vi attende all'insegna della socievolezza ma anche del relax. Se avete voglia di partire, divertitevi a studiare uno stimolante itinerario. Particolarmente favorite gli studenti, primi tra tutti quelli che necessitano di una dose extra di sicurezza. Vergine, contro di voi lavorano la Luna e Marte, una combinazione da paturnie. È un vero peccato che la gelosia prenda anche voi, di solito così razionali. Agli amici la vostra nuova fiamma non piace, ve lo dicono senza peli sulla lingua, rendendovi un po' sospettosi. Bilancia, clima tranquillo che agevola una routine ben organizzata nella quale profondere le vostre energie con piena soddisfazione vostra e altrui. Una serata in cui ci sarà tempo per tutto, per i figli, per il partner, per una videochiamata con gli amici, insomma, per tutti. Scorpione, in famiglia siete determinati e aperti alla cooperazione, propositi, idee grandiose e un desiderio di rinnovamento, andate avanti così. Se la dolce metà è sospettosa, dall'altra parte non è per sfiducia, ma ogni tanto è necessario avere delle rassicurazioni, dategliele voi. Sagittario, nella coppia c'è maretta, vi accapigliate per nulla, tanto da far ondeggiare paurosamente la barca del rapporto, afferrate insieme il timone e navigate senza paura. Il sentimento è autentico, talmente profondo che ammetterlo prima di tutto a voi stessi, vi spaventa da morire. Capricorno, il vostro fiuto per gli affari non fa una piega, tanto da indurvi a un investimento che sembra azzardato ma che con il tempo darà i suoi frutti. Risposte positive a una domanda che vi ha tenuto fino a qui con il fiato sospeso e buone notizie anche sul fronte degli studi. Acquario, potrete incappare in qualche contrattempo o essere costretti in questo martedì ad affrontare un problema spinoso. Per assicurarvi una buona riuscita, impegnatevi con tutte le vostre forze. È un momento ottimo per inaugurare una fase costruttiva e soddisfacente della vita professionale. Iniziate subito. E chiudiamo con i pesci. Un'ottima giornata anche per voi. Nessun limite al vostro desiderio di espansione personale o di coinvolgere gli altri in programmi che vi stanno molto a cuore. Processo in corso di grandi trasformazioni nell'atteggiamento, ma anche nelle abitudini e nel rapporto a due. Ed è tutto quindi anche per oggi. Dalle nostre stelle vi aspettiamo domani ancora con tante novità. Una buona giornata a tutti e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0